Saluti a totus, amigos e amigas de RTS Novas. Bene catauso a gustatobio nou de sa rubrica che regiona da pizzus des eventos culturali de sa Sardegna. Commente ci da passada, oi pure torraus in sa biblioteca provinciale Emilio Lussu in Monteclaro, possighiris a regionus de s'attobiu energia, a regionus intre sviluppo a rispettoso de cultura e natura, si seus lassaus ci da passada, quindi sa regionus des archeologus Gianfranco Assaris e Alessandro Zai dessa soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dessa città di metropolitana de Casteddu e provincias de Aristanis e su Sardegna che avviant a regionende appunto a pizzus dessa energia messitus preistoricus e protostoricus inzandus oi sigheus sa segunda parte de custatobio chi s'est stivato su 24 de su mese de Capodanni in sa biblioteca Emilio Lussu. E impare a issu succesti su filologu archivista Luca Sarriu che sighidi custus arregions. Inzandus deo si lassu in compagnia de custa segunda parte de cust'attobiu, s'arregodu ca si torraus intendi ci da chiedi cuantru bell'attobiu de s'eventu energia. Grazias e buon numeri a totus. Sardomelo è perfetto, ma posso provare. No, Edizioni. abbiamo insegnato una pregunta a pizzo de la prima cosa che ha aziinato su la conoscenza dello sardoso per i siti archeologici. Queria perguntare a voi se siete scienziatos, studiosos lavorate con la storia, canto su fatto la questione che la storia nostra, questa sarda, noi non ci viene insegnata a scuola, noi studiamo quella italiana, mentre quella sarda noi non la studiamo, quindi canto questa cosa ha una responsabilità. A me sicuramente prima studi vero al 100%, ma invece magari ho visto comunque vince Zarmastras per esempio un travaglio di inserire si storia sardi si solo all'usunaende e so spiccino non me dar volta sa viene vince a vattios in giro vengono vattios proprio a suo sito sul museo e poi sono sospiccino non me dar volta si tornano i sorgenitori su è vero io sto affidando un po' a sa intesinata sa libera scelta di Zarmastras da un punto giusto, da un altro, si andiamo a vedere da un altro punto di vista, NASA si sola è fondamentale per l'educazione che è estesa, cioè tu puoi usare convegni e conferenze, ma mai momento si sola è un momento prodotto su de crescita, quindi sicuramente potenziare si storia sarda, si storia locale, si sola, questo è importantissimo. Inseriamo già all'interno di una storia più ampia e comunque effettivamente non è si poi tu devi studiare solo sui tenesi no, è importante anzi che resistere a rapportare sui successi in Sardegna e sul resto del suo mondo e sul vario momento e tutti da già sul senso del momento in realtà tu che ti inseri in intro di un mondo e noi sti sola ma sti proprio questo mi viene in mente esa parabola italiana interconnesso in sardo non ve la dio liscire narrare in questa però effettivamente sti collega tutto no? Quindi sicuramente bagalume da deare e sul tempo secondo me siamo migliorare ormeda e questo è pescio bisogna di sta un impegno si può dare galume da di plus però secondo me sul tempo si sta andando a tenere maggiore cioè si è sempre esploso sicuro e
questo è un valore aggiunto a si sola e non è sta che li tirare tempo a sos programma, ma invece è allo sa esploricos. Un po' è successo in Susardo, in Salimba, e diventa meta più. E se Matteo succedendo in questa storia, certo, si può dare tempo su questo, siamo tutti d'accordo. Allora, si commenti, questo è sopravvallo mio, della didattica. Su problema è che funti sempre progetto, cioè non c'è una ma poi pure ponai, no? Se uso che stiamo andando in sardo, ma è una cosa episodica. È coraggiosa pure. Coraggiosa. Che se uso balentello. Sul problema è questo, che né sa lingua né sa storia fonti curricolari e sa lingua non è veicolare, che è questa cosa importante. Devo faccio finché impari tutto della rivoluzione russa, ma manco un po' mese, dipoti, però devo imparare in sardo, non devo faccio fare. E il problema è che non ci funti istituzioni titolari, poi tu sei bello a chi stiano in sardo e tu no. Però questo è una cosa mi l'ha detto di narrare, cioè Zalimba secondo me è una cosa un po' diversa da archeologia e da storia, pruite. Agari Zalimba innanzitutto produrre dei studiati per essere allegati a famiglia. Cioè, se tu cioè non è samattesiosa a studiare di sola, anche se tu l'imparas in nome tua, ti vieni cioè l'imparas sa quotidianità, diventa da i suoi vedutuosi forma Sì, da sì, ma noi questo stiamo proprio di lingua veicolare, no? se tu li studi in sola, non è samattesiosa. Quindi Zalimba veramente possiamo scacchiosa, noi cada uno di noi alle grandi sardo mingia si sospicci nel dorminore, sa me dar volta sa sospicci nel dorminore, bisogna su babbo e sa mamma alle grandi sardo e sul genitore e a sospicci nel alle grandi in italiano, e me dar volta magari mingia se un italiano e non è proprio un italiano standard. Che è normale, no? In domo tua, tu e te ne sono italiano, un paese normale, certo. È una cosa normale. Però se ti succede di su piccinello, aumenta prima limba sua, non te ne più usarlo. E su piccinello tu devi poter imparare in isola, ma non da essere samattesiosa. Invece se cada uno impara la limba sua, poi sono tutti usardo diverso, certo, è vero. Però vengo da una zona dove si allega di tutto il sardo, ego so di Oliana, ora so allega di sardo, orani, ora voi, tutto allega tutti i sardo. E non teniamo nessuna difficoltà, anzi sì, me da volta, quindi si traballo io, ando si sa campagna, quindi a altre zone della Sardegna, a casa persone anziane, e magari allegano galu di sardo, su vatto te lo sorprendere e a volte delle rispondere al video di sardo. E solamente credo una specie di ad entrare diretto in relazione in questa gente e ti ad entrare sul mondo di solo. Quindi in realtà su sardo galu noi si allega su siamo ende purtroppo se ande sospiccinedor da questa possibilità di pesciare dell'isare un piaghere allegare l'issardo invece se non che sospiccinedor ti potete allegare tutto all'imbardi sul mondo potete allegare su sardo, su italiano, su inglese, francese, spagnolo se minoredo che l'impara se che lo colli diretto crescendo diventa più difficile invece. Cosa rispondi tu Euro? Se a scuola non puoi fare tutto. I professori non sono preparati per le cose. Dopo con i professori hanno grandi problemi. Dobbiamo fare adesso PowerPoint di archeologia prenuragica, poi non riusciamo a entrare. Non sono preparati, ma erano professori, altri sfunti. E dunque teniamo libri, teniamo altre occasioni per imparare a forza di questa scuola. Ci vuole impegno, fantasia, volontà, desiderio di sapere. E Gana. Ecco.
un po' di iniziativa, in poche parole. Una pregunta, no? Scusate, io mi trovo baronese, intanto sono d'accordissimo con te, il senso che è sta vero, prima di tutto si deve dare una risa proprio all'uomo, chi sono genitori, prima di tutto. Io vengo dai Carpeggi, quindi da noi che siamo vicino a questa signora. Devono avere in tutta la zona nostra, quindi Baronia, Arde e Bassa, Toscana o Zastra e così via, questa era l'usanza, per fortuna, se famiglia nostra devono di saldo. Cioè io che fratello mio ormai cargato, come restano la gioia che non lo sentendo, magari i sorrisi avranno il sporo in italiano, però continuano a parlare di saldo, cioè l'italiano è in saldo, a suo figlio di solo. Oltretutto tengo tanti scompanzi, che sono insegnanti, per gli insegnanti delle università, non mi sono avere vita di saldo, ho visto che sono diventato diverso scompanzi a me, sono diventato docente universitario. E non mi sono per un saldo, perché sono genitori, oltre che in italiano naturalmente. Quindi, secondo me, la base è continuare a lavorare in saldo, quando potimos. Ovviamente non si conosce bene l'italiano, potente l'inglese e così via, ma non incomincia dal gusto la diffusione, deve non è per tra di noi. Io ho difficoltà in occhio che invece se non è visto male quasi uno che era di saldo, come te ma che grezzo. Cioè, Ma io in Castello? Non solo in Castello, visto a parte su, in Sassi, avete visto un po' di lati. Invece è una cosa positiva, è questo che è valorizzato ulteriormente. E cominciamo a ragionare per noi in saldo. Poi sono d'accordo ovviamente sul discorso di scuola, adesso veicolare, sul linguaggio come si regola e così via. Però incominciamo a aspettare per un banale semplice saluto. No, forse si non da punteggi mattinata della generale. Tornando sempre a queste questioni, chi non veste si standard non si vuole pretendere di imparare in scuola. Un maschio non è che ti vuole fare mille lezioni se non è capitanese, non lo budoneso. Ma mi pare che adesso però che è un altro Io non voglio rispondere. No, Tu hai una posizione media su questa cosa. sono punti linguista. No, però lei. Vorrei rispondere a questa pregunta, appunto, come quello che la fa. Sì, a questionare in dopo. Io sono stata a Brescia in Castin Paoli, a me ha sempre parlato in sardo, in paureso. Prima sono sardo questo italiano. Infatti, donavo sempre da parlare a Io sono stato un po' sfortunato, a me mi anche in italiano. E te lo puro. Mi lo prendi. A me uno mattina che mi legge, che mi fa andare in sardo. E lei non ho risposto Deo, però una cosa, è vero che non sono linguista, però se sono intellettuali, sì. Ed è per spiegare una posizione in cosa. Se nunca sa che sei studioso, scienziato, ma non tornavo su un contributo, un profetto a su che succede in sa società, cioè a parlare in nostro libro, eccetera. E dunque devo creare che ha una posizione da più tenni, mancai non si asti linguista, devo da lengo, però mi preguntai a Gianfranco ad esistere dessa sua. No, allora, abbiamo sempre noi se non certo vi serve un standard serviti, ma soprattutto se l'arremo a trattare come lingua i suoi comuni, le sue amministrazioni, venga una lingua scritta, un po' come è successo con l'italiano. Noi se l'italiano cioè cada uno scrive a pensa su italiano suo, un italiano suo non esiste. Poi
sa gente iscriende, iscritta in romanesco, iscritta in milanese, iscritta in fiorentino, piano piano poi questa letteratura ti è successo. È stata una formula standard, però questa formula non è l'hanno imposta, si può narrare, o allegare voi o non allega, no. Se sta andando innanzi, magari imparando sulla lingua, diciamo, dei suoi scrittori in scuola, e poi piano piano la gente ha iniziato a legare sia la lingua italiano, italiano letterario, sia l'italiano e poi regionale, cada uno, noi siamo un napoletano, in un musua, non o si ne da allega di aumenta allega da su toscano, allega di molto diverso. Quindi è vero, nessuno nega dai pesci. Mi viene sempre in mente, appunto, venendo dai studioso sul liceo classico, la Grecia, cada uno tenia su dialetto suo, e noi aumente l'italiano, e me volta è difficile veramente, in allega completamente diversa, eppure, cioè, cada uno iscriva, si confrontava ed è assai nata una formula. Quindi noi eliamo gli standard o non eliamo gli standard, la soluzione è sempre a trattare, all'utilizzare, come noi non io ho appena imparato a usare dai minoretta, però me darvo appunto, anche studiamo già sempre in italiano, già parte archeologica, non è se ti venga facilissimo me dar volta a trattare i termini giusti per descrivere la parte proprio archeologica, però mi sforzo trattandolo, poi mi viene sempre più semplice, e quindi poi piano piano magari più allega se si viene dall'italiano e la stratti su usato, mentre giusto che sia una lingua viva si trasforma e amplia ben già il vocabolo, però trattandola secondo me poi tu alla fine cresessi a sviluppare un linguaggio, e poi ti serve per esprimere aumente la pesce. Poi è soprattutto si scrittura a un minimo dei standard che dobbiamo arrivare se no questo è normale, cioè questo è evidente, e quindi ben venga bisogna gente proprio ti studia sul fenomeno linguistico, se che arriva a individuare una lega e poi andare bene per tutti, e può essere quindi già scritta in suo stesso modo e letta in modo diverso, probabilmente no. Stiamo stando, dal 2000 sono divertito. Allora, devo dare assoluto che prima che sabato non stracciamo al museo, con me è una fraula, manna. Poi da Susato che ben interessato e che sul luogo è pubblicizzato bene, e contento di questa bellezza che sono, quindi è una scritta che in doveri, in istituzioni, non pubblicità bene questo luogo, se no c'è proprio questa passione di andare via, a risolvere. Deve andare in scuola, oltre a questa lingua sarda che io sono una corsista. Oltre a che non è in scuola, fai che non è usato, deve imparare la storia di questa Sardegna. E in cui si capito il monumento, il luogo bello che veniva, e quindi appassionare già di spittico ai belli che non sono venivo. Questa è una cosa. Poi Satra, faccio un esempio, noi mangiamo i Piagastieni proprio questo aspetto, e i Piagastieni, quando andai a vedere questa cattedrale di Sant'Antioco, e sa che non la conosce ancora, costa da 10 euro, che una famiglia composta marito e moglie e due spipiosi, le spipiosi, 50 euro sono praticamente nuda, oltre alla spesa se andai e tutto, quindi di proponi vinza sono anche non usato, non andare gratis, però fanno sconto in modo da incentivare a andare, poi ragazzi non è possibile, cioè se deve fissare poi in condizioni sta gente deve andare, non basta la salire dei musei aperti, assolutamente, questo fu da Tassano, e un Tassano è bella vago, grazie. Infatti, volevo una cosa di muro, a proposito di mi trovo a è ben energetica no. Andavo, conosco questa mera. Per esempio, cosa tu sei, non si usi sei professori, si fa comunque, sei con casmanna, sa, rispetto a noi, i professori, cosa tu tenesi contatto con i professori di scuola, sa, città scolastica
del quinto al liceo, invece che da fai, no, non che non siano importanti, ma ormai si va, ma in quinta al liceo forse no, ma in terza media, da voi ti fai una varia che dici, la gita scolastica in un luogo, questa Sardegna, non scegli a Firenze, a Roma non si vuole camminare, dove uscivo da la mia, in un certo periodo non si vuole camminare, non si scolare a ci vuole. Portando su in noi pure, o no? Cioè, io dopo imparavo, scusate, dopo imparavo in domo, su Castellario, su Castellaria di Castellario, quindi sono proprio Castellaria. Ma al ricordo che Deo, in elementari, non dopo studiare storia della Sardegna, ma non da, tengo 63 anni, tengo ancora scritto di smiuso, non c'è questa storia della Sardegna. I Urani, non ci fiarà, no? Ci fiarà Romani, Impero Romano, Oriente, ci fiarà tutti, non ci fiarà Sardegna. Cominciare a posare su schizesi, in archeologia, questionare con i professori, le volte è spicciocchetti in slogan della Sardegna. No, ma noi sì, allora, noi si possiamo noi si entriamo ovviamente a gestire cada sola e cada docente giustamente si gestisce la classe. Una cosa è per esempio la soprintendenza ed improvvide sul lavoro di adeperare era portata al laboratorio i Sasi Solar, cioè offrire da Sasi Solar dell'dare una mano organizzando questo laboratorio. Ma da volta certo uno scontato già singolarmente nella regione Alessandro Tinana magari aiuta ma fai su PowerPoint e le segno proiettare immagini, quindi ego penso di rispetto a andò la data andò la esatta voi si sola andò la patta vengia sego so tempo sono gusto sono ambiato Sargitas probabilmente si ha su matessi medasi insegnante sana su matessi ragionamento e noi magari per visitare solo o no in amo sicuramente sul sito lo tengo in domo sempre e può andare sempre e quindi magari il professor Gitta andò a Firenze non vanno poi magari si che scopri che è più facile il genitore lo piena a Firenze e non lo piena e sonura solo per ultimo nande giustamente nande in Gianluca a Zoso Sardoso non tenene non li cioè non visitano solo noi se non lo visitano in assoluto però andiamo a pompiare, ma da volta sia anche un censimento no, della località dove viene la gente, e hanno due viese. Magari la maggior parte sono strangeri e sardos che hanno più spazio, questo lo viese, questo è un dato proprio viese. Però magari... No, su Don Giabilletto segnato su italiano, sardo, no, francese. La provenienza cioè 10 euro, non è che è una cosa... cioè fonti statistica, però sui terrenari, la gente effettivamente magari nada, e solamente noi se andiamo in vacanza in Toscana, dobbiamo via, se andiamo a Roma, e ne andare a Biscolo, se non va barras. Magari su Romano ando cras, ando custis, ando su mesi i venidi, e non banda, e sapete si osa pesce sia un po' in Sardegna. Quindi sicuramente poi tenere regioni bisogna si deve diventare più attraente, più attrattivo, museo e sito, cioè non deve essere solo un luogo dove si piace turista e si accompagna, ma deve essere un luogo dove si ha ed vincere di essere menta gusta, dove la gente si può confrontare, dove si può allegare, e cioè si diventa le si spazio sono paesi più come si può narrare, più per la comunità e un po' manco per i turisti. Però su Preju una riflessione però l'invita era a tutti. Questa gente che lavora in cui comunque deve essere in qualche modo e ove non vada magari su un finanziamento e me da volta non veste è scraro che deve campare dai biglietti, quindi su Preju me da volta dobbiamo imparare a pesciare, dobbiamo iniziare a pesciare, quindi un euro in più speso in una visita este per mantenere sullo aperto, sullo gestivo, sullo pulito, sullo controllato, sullo tutelato, quindi me dar volta poi per la famiglia certo giusto a fare onto su spiccino me dar volta lo sa entrare in giardino bada sa stuane già so anziano sa porta sa una certa età ma tutta una serie di cose però aumentamolo su una cosa pure e è importante avere stiamo dando un contributo per mantenere questo sistema e se no è difficile a mantenere riccio.
Io sono un maestro. Poi se finge Bellice, dove che stiamo? Bello merda. Io sono maestro del discorso che ci punta in noi, sono praticamente a capo di questo bello progetto, che è capiamo sempre a sinergia, ha fatto, pensa che ancora una lezione, a pizzo di un libro, poi e ho fatto una venta di traduzioni, un argomento che è tecnico di adesso, dunque sai, finza sagrai a tu traduci, però la vedo bieso di andare a vessi a quello. No, questa questione, volevo tornare poco a pizzo sulle questioni della scuola, della storia e del susardo. Mesti in capitale più e più volte deve fare formazioni, sai, più su, a parte della VPS, ma in cui punti spugnas, punti più su chi in poco tempo a regolli di tutto su che c'è stato a regolli. Dunque questa è una questione a parte, però questa scuola primaria, questa scuola media, narauso, onde questa storia si va, di fanno un bello punto, mesti in capitale da imparare in sardo una storia che sono conosciuta, ma in sardo però. Dunque, qual è stato questo effetto? Questo effetto è stato questo di produrre agradecimento a pizzo di questa cosa da parte di Spipiuso, che credo che a primizio si voleva arrivare. È vero, io che stiamo in sardo e su arrienta. Si chiama che stiamo in sardo, anti a riso plus pago, a posiga che stiamo in sardo, sta riso a capo. Dunque, anti comprendo che è Olimpo che stiamo in sardo, questa cosa è Pragia. Questi Pragia non sceglie questa questione della storia, ma di Pragia sul fatto che devo posizionare in sardo, questo dati a commenti che investi da produce attimo a pizzo su questa cosa, consapevolezza. E dunque non è proprio questo, commenti succede in su Friuli, in cui c'è questa possibilità di studiare sul libro tedesco in friulano, a pattis italiano e altre lingue. Susando del PD l'ompia questa punna. Dunque storia sì, chi in sardo e finza sa meglio. Dunque è una cosa che fai. Poi a penso di questa questione, questo fai conoscere i siti già archeologici, monumenti e di accidenti a sta gente, in Sardegna penso di questo progetto Tulis, c'è una parte culturale, un video, il presidente di una socioculturale che parla di ora in sa linguistica sarda, tiene sempre avanti a capiare questa possibilità di fare visite con guide in lingua sarda. Dunque, onai, sabato, anzi se si pensa a combinare su tutto, successi, poi c'è il logo, punti due postalisi e c'è ancora il logo dentro dei posti di questa corriera, a partire del Quartuccio, Conca, sta zona archeologica del Davos e il Museo di Brama, in cui c'è adesso una guida che era questionare in sardo documenti che avesse di questioni in italiano, in inglese, francese, giapponese, russo e inglese. Dunque, su sardo documenti in lingua normale, questa è una. E cosa vai a conoscere uno, però, questa zona archeologica, monumento su questa Sardegna. Dunque, si vuole lavorare, si vuole fare, su sardo non tiene nulla di particolare, no? I tateniti non è una lingua speciale, è una lingua come tutti gli altri, e può dire si imparata come tutti gli altri, in maniera normale come ti sei narrata. Grazie signor. E finché vero che sta gente a volte in Facebook o in Instagram cicca la cosa, ma non cicca la su chi da mancala. Poi il virtual tour durano totus. Cioè, durano a Sant'Ari, durano a Stisanora, in Castello. Cioè, vero. Ma quando Deo da compagno, mettiamo a Panillorica, Deo, cioè ti sei contenti 5.000 anni su storia sarda e teatro devo fare. Ma è Santa Isos, per esempio, è l'Emilia sul Funerale. Castello di Posa, Pietre. Cioè tu arrivi lì con Pietre. Ma se qualcuno invece avesse ricostruito un bel castello in legno e di fare tutto quello che manca. Ah, ma lei dice fisicamente?
Ma questo non è possibile, è contrario a tutte le leggi Fisicamente Allora, no. questo si fa durante il brutalismo. No, fisicamente no, però poi effettivamente la ricostruzione la stenene quasi tutto. Se andai a Nora, per esempio, bisogna ti danno su occhiali, e poi voi vedi strumenti di Nora il suo tempo, che effettivamente Nora è difficile in certo studio. Però ci sono anche i fornici del teatro che lì col brutalismo li hanno ricostruiti, quindi non è così. Però si è fatto, ma oggi non si farà più. Quando trabalhava in già su archeologico su in ora è stata carta un sapraia su corpus de questo uomini romano e a pezzo di questo scheletro si può bogare questo che è un inglese che è su storytelling su conto di questo uomini questo è l'antropologo fisico alla nascita di bogare dei ossi su legge dei ossi e non scetti a dinare cantando teniata tanto che d'arto o si chiama maschio o femmina ma sapete la pensa a fare questo a tornare il tipo di modo di vita teniata questo picciocchio no oggi pappata ormai non so grazie a pensa ormai è archeologo su questo su usciti che grazie a mezza pubblicazione sono ormai fonti tenenti come fondamento interdisciplinare dati devo vi ha studiato questo scheletro che a Sacabo si è scrovetto abbiamo un picciocchio che teneva una malattia teneva un su braccio su questa diretta che aveva un cruzzo e fia paralizzato e ho fatto tutti gli studi e ho scrovetto che forse si ha poliomielite o forse sì questo VP scialato quando via PPU quando via pronta a nasci via da posto in una maniera non anzi dirà su braccio te scialato con ogni probabilità di tanti fatto un danno tanti fatto un do a stava e su sangue non ci sta rinescio vai cresce su braccicello in con media dell'epidessi e questo picciocco teneva questo problema su conto di questa esperienza con ammostando su scheletro in Nora quindi stati a Gatanguni a Dudorrei a Pone a fare salumba in Guni ad ammostare e contare con un pannello dopo questo vale di Brusde 5.000 persone si vestivano da questo museo fanno questa cavalcata e questa battaglia dei settori qui tra gente una cosa di Portumano che noi in Sardegna non esiste di tocca da Tunai esti ammostai finza ischi anti produzione cultura come ti narrava Giulian Gioni, Gramsci e si idea è puro raccontare la storia di questo uomini in Viaggiao, Canarie, i Guanci è tutto esposto e si conta in pillamata e si ragattava in sconca e scheletri sui ossi sotto stampavo su una gonca tutto rivellata vale sparata a mitra e te succede e si ragattava a produrre questo stampo su pianta espisi e apisi a espone una cosa icci a dionare un uomo un vago carinoso ci poteva un certo che a Saccapo sta gente andava a dubbi tutto su che hanno fatto con Ezzi sono venuti a Milano hanno fatto un museo a Pizzo di un corpus a Gattauni su ghiaccio un corpus di un tanto in poca tutto forse sì a fai conosci Scheletrus e questa è la parte mia via la parte mia quindi ormai non faccio questo traballo è archeologia a organizzare bene una tomba da tornare commenti fiat con tutti i ossi sul fatto su bene e contai un rigore scientifico che in fiat può essere una maniera buona può in italiano tenata intrigare su su scheletro questa cosa che fai di blu ispipiu su mano su viticoli questa deve essere una cosa bella a mostrare chi invianta con un rigore scientifico anche perché non solo quelli che hanno studiato 20 libri devono usufruire di questo ma anche chi arriva lì e ne ha letto mezzo però è vero su propriato deve essere una bella non su contai lo storytelling tocca a tu contai e tu contai chi adesso per poi non sciusi no, però già sa parte multimediale la uno viene valorizzando ultimamente no? Sì. Solo alla Ervene sta pure quindi me dar volta dobbiamo usare sempre il suo ragionamento cioè un'ora per esempio veste è un bellissimo prodotto poi altro si usa una ende però insomma dobbiamo tenere già
primo iniziale, cioè di primo meglio si immaginare agai su ontu in osa guidare, ma dar volta stancando sosocroso, non la materializzano mentre idi questa storia. La guida secondo me è una fondamentale in questo sito. La gente poi su ontu ITA e sul sito appunto lo vive cada dia, si la studiamo soprattutto se tu hai in passione, prometti lo ti lo vuoi comprendere e da barra e ti lo vuoi immaginare. Cioè il primo autore a imparare vince a attaccare su socroso e a non speciare come può essere sulla base di cui ti ontana solo operatori.